un sit-in di protesta questa mattina davanti a un istituto bancario. Ad organizzarlo è stata Federcontribuenti, scesa in campo per evitare la vendita di una casa pignorata ad una famiglia. Antonella Manna. Questa è una storia di soldi, di pochi soldi, più o meno lo stipendio mensile medio di un italiano, 1.200 euro. Racconta di dovere questa cifra Francesca Masiero alla Cassa di Risparmio del Veneto, ciò che rimarrebbe di un mutuo ipotecario acceso diversi anni fa con il marito per evitare il fallimento di una piccola attività e portarla a chiusura pagando i debiti accumulati. Prima dell'estinzione del prestito però l'arrivo dei problemi economici, acuiti dall'apertura di un ulteriore mutuo per l'acquisto di una casa, che oggi la signora Masiero, suo marito e i suoi figli rischiano di perdere. La vicenda comincia nel 2006 quando tentiamo di chiudere un mutuo ipotecario con Cassa di Risparmio. Riesco ad ottenere questo tramite un'altra banca, chiediamo questo mutuo anticipatamente di 4 anni, al che mi rimane uno scoperto di conto corrente che si aggirava sui 1.100 euro con un piccolo fido di 500 euro, che io mi riprometto di finire di pagare e di finire proprio tutto con Cassa di Risparmio. Al che succede che nel frattempo io ho un problema di lavoro, mio marito comunque era precario, io entro in mobilità, non riusciamo a far fronte velocemente a coprire questo piccolo debito. La banca non aspetta ma mi pignora la casa. Così si è rivolta alla Federcontribuenti, associazione che l'ha convinta ad uscire allo scoperto garantendole assistenza legale gratuita. Questo è un caso che va risolto con un bel gesto da parte della banca. Siccome la signora comunque nel corso degli anni ha pagato abbondantemente il debito e gli interessi, quel che resta, ripeto, sono soltanto somme modeste che riguardano le spese che si sono generate dall'iniziativa della banca. L'istituto bancario ha nominato un perito che lunedì stimerà il valore della casa pignorata. La sua parcella sarà a carico della signora Masiero. La Cassa di Risparmio non ha inviato nessuno per una replica nonostante l'invito ai microfoni. Di una cifra così esigua, che si parla di 1.100 euro, portare all'asta una casa ci sembra veramente comunque inconcepibile e contro comunque qualsiasi tipo di moralità. Per prendere tempo la Federcontribuenti è intenzionata ad organizzare una raccolta fondi in attesa di quel bel gesto da parte della banca. Intanto gli interessi galoppano.